Ci troviamo al centro di quello che è il campus scolastico che da sempre abbiamo desiderato per Romano. Si compone di una scuola media nuova che è già in fase avanzata di realizzazione e di questa piastra polifunzionale al cui interno verranno ospitate sia la mensa scolastica che il nostro auditorium comunale. Sono partiti a Romano Dezzelino i lavori per la nuova mensa polifunzionale nel polo scolastico di San Giacomo. Un intervento del valore di quasi 1,5 milioni di euro, in gran parte finanziato con i fondi del PNRR. La superficie complessiva supererà i 550 metri quadrati, di cui circa 340 metri quadri open space da arredare in modo versatile e flessibile per poter essere utilizzato con tavoli e sedie nel momento della mensa oppure con le sole sedute nel momento di saggi musicali, spettacoli o eventi culturali. Di un progetto che abbiamo fortemente voluto con questa indicazione e con questa polifunzionalità, perché già dall'inizio, quando si sono resi disponibili queste risorse a livello nazionale come fondi non utilizzati del PNRR, avevamo un progetto nel cassetto che avevamo già predisposto perché pensavamo e speravamo nel futuro di potervi accedere. Questa è una struttura che ci permetterà di dare un'ampia offerta sia dal punto di vista delle attività del comune, quindi culturali, ludiche, sia da parte dell'offerta formativa della scuola. A puntare sulla flessibilità della struttura è la stessa amministrazione comunale, che così potrà contare con un solo investimento su una mensa e contemporaneamente su un auditorium in grado di ospitare saggi e spettacoli. Abbiamo appunto deciso di dare una forte connotazione di polifunzionalità a questo nuovo edificio di circa 550 metri quadri, proprio per dare la possibilità non solo agli studenti che lo utilizzeranno ovviamente come mensa, ma anche a tutti i cittadini di Romano di poter sfruttare questo edificio come auditorium, come sala convegni o comunque per altre iniziative di tipo culturale. La nuova mensa polifunzionale dovrà essere completata e agibile entro la metà del 2026 per entrare poi prima possibile nella piena disponibilità della scuola e della cittadinanza. La scuola secondaria è sempre stata limitata dal fatto che non c'era una mensa a disposizione. Invece ora con la possibilità di venire in mensa non solo si favoriranno gli alunni che già frequentano l'indirizzo musicale, ma sarà possibile ampliare ulteriormente rispondendo a una serie di esigenze delle famiglie, in particolare per quanto riguarda 2 pomeriggi aggiuntivi, cioè il tempo prolungato.